Una riforma necessaria per la sostanza dello Stato. Mario Bertolissi, costituzionalista e membro della commissione trattante per l'autonomia della Regione Veneto, l'ha scritto nero su bianco nel volume Autonomia, ragioni e prospettive di una riforma necessaria, presentato a Mestre all'M9. Il regionalismo differenziato, dice, è l'unica strada per evitare il fallimento dello Stato. Il ministro agli affari regionali Vincenzo Boccia ha elaborato la legge quadro, la cornice all'interno della quale va pensata l'autonomia per le singole regioni. Elemento unificante e non discriminante sono i LEP, i livelli essenziali delle prestazioni. Per la prima volta, sottolinea Bertolissi, ci troviamo di fronte ad un'ipotesi da parte del governo su cui lavorare, ma non si può più tergiversare. Sono preoccupato nel senso che so che ci sono un'infinità di resistenze. Le resistenze non sono neanche opposte da chi ha dall'altra parte una visione alternativa, una visione del mondo alternativa, piccolo o grande che sia, perché la controparte o le resistenze sono sempre legate alla miopia, alla conservazione delle piccole gratifiche quotidiane. È, come potrei dire, una sorta di nostalgia per il socialismo reale, che magari in Italia non c'è mai stato, ma che in qualche modo oggi noi vediamo essere un elemento predominante che finisce per essere una gabbia all'interno della quale il paese si asfissia. Guardate che i titoli della Grecia pare siano meno sgraditi dei nostri, ma vogliamo renderci conto di quello che sta accadendo? Vuol dire che la reputazione del paese è all'ultimo posto. Sì o no? Però se voi andate a vedere qual è la consistenza dal punto di vista economico-sociale di queste tre regioni, mi pare che sia comune l'opinione che non sfigurano al confronto con le migliori regioni europee. E allora c'è qualcosa che non torna, no? Ecco, dentro questi testi ci potrebbe essere la replica di quello che c'è stato in passato. Mettiamo davanti la macchina più veloce o la macchina più lenta? Fino adesso, ecco, questa sarebbe la risposta che va bene a voi. Si mette davanti la macchina più lenta, perché non si può lasciare che la macchina più lenta stia dietro perché dopo si attarda e non la vediamo più. E allora vorrà dire che se abbiamo qualche Porsche imballiamo il motore, o qualche Ferrari, va bene, la mettiamo dietro la balestra corta e andiamo avanti così. Non può funzionare un paese, bisogna ragionare come se fossimo con una capogruppo, che è lo Stato, e poi avessimo varie imprese. Tu non puoi continuare a trasferire il surplus o comunque i ricavi, il profitto che ti dà un'impresa su quelle che producono perdite. È un ragionamento assolutamente banale, dice ma no, qui siamo nel settore pubblico, sì va bene, ma guardate che le risorse non sono mica infinite, il debito pubblico sale e oggi le partecipate falliscono, mentre fino a poco tempo fa sapete che le partecipate che sono pubbliche non fallivano. Quindi lo Stato fallisce, cioè, questo è il dato di fondo e non equivochiamo perché non sono le genti del sud quelle che si ribellano, sono le classi dirigenti che fanno gli intermediatori delle risorse pubbliche. Provate ad andare a vedere chi è che si ribella.